Quando vuoi. Pronti? Per me? Buonasera. Buonasera a tutti, buonasera. State bene? Siamo arrivati agli sgoccioli, ragazzi. Mi raccomando che dalla prossima settimana già cominciamo ad averci un esperto, che sarà Fabrizio Dettamanti. Poi la settimana successiva avremo il Duca e Silverio Signorelli. Quindi mi raccomando, fatemi fare bella figura, ok? Bravi. Ecco, Va Barbara. bene. Bravi, così mi piacete. Se volete possiamo anche cominciare. Se il mio amico Matteo, ciao cara, se il mio amico Matteo mi mette il testo, perfetto. Allora, voi avete ricevuto i capitoli che affronteremo stasera, ma ne avete ricevuti 4. Perché? No, tutti, sì. Avete mangiato no, perfetto. Allora avete ricevuto tutti i capitoli, così se volete potete anche leggerlo per conto vostro. Ma stasera noi ne leggeremo 4 per lasciare più tempo la prossima settimana a chi di voi ha voglia di far sentire il suo elaborato a Fabrizio Dettamanti. Prego. Qualcuno ha parlato? Nessuno. Va bene, allora partiamo. Siamo al capitolo 31 e voi ricorderete che Pinocchio è arrivato sotto la pensilina della funicolare di San Vigilio e qui ha trovato l'amico Fidelì, che in realtà si chiama Romeo, ma tutti lo chiamano Fidelì perché è lungo lungo e magro magro. E questo Fidelì lo invita ad andare con lui nel paese dei balocchi, che per noi bergamaschi è la fiera della geladina. Pinocchio per ora non ha ancora accettato, ma vedremo che alla fine accetterà. Allora, siamo al capitolo 31, capitolo 31. Dopo Sic mis de Căcagna, Pinocchio il senta slongarsi oregge, e un poc te al dentro nasni con la cua e tutto il resto. Alla fine, gheriati sto caret, e senza fagna il borde lì, perché il ghia i röde fedrade de stras e de stoppa. I la tiravi in te quaterasni in fila per du, touch granci stes, ma col color de pel differente. La era de bianc, de gris, de bianche e gris mesciasseux, e infine a righe bianche e celeste. Ma il bel all'era che al posto de esperac, come te ci ho trasen de sto mondo, i gheraseux per de stia lì, per lui. Stia lì fac come che di omen, ma de pelle bianca. Era il che portava il carè, l'era il nome sì più largo che long, uc e pastus, quindi morbido, come il balid beter, con due musi bianche e rosse e l'öster con pan du pomme, la buchina sempre in grignarola e una usina dolsa dolsa come che la dumici. Töcis cec, appena chi la edia, i restale sbasic e i fa a gara a saltarsi sul carret per portarci de lui in quel paese sta bel che è la fiera de Berghem, o meglio, il paese di giocatori. E il carret, non lo vedo più, e il carret l'era già molto piede cec, tra iot e i due design, strenzic ua addosso all'altra come tacche sardelle. Era talmente a strece che fa fatica a respirare, ma nessuno si alimentava. I moria della oia degli anni del suo paese senza liber, né scuole, né maestre, e era addosso la contentezza che sentia più né fame, né sit, né sonno. Andiamo avanti. Tosto che il caretta si è fermato sulla cantonata del Bord Canal, l'uomo sì, con la sua usina Tötamel, al gadice al Fidelì. Allora, le venne a tende il paese della Căcagna. Certo che è a me, però, come te puoi, col carretto le siamo piedi, e più posto ne ha per il gogì. Pazienza, ha sospirato il Fidelì, al volere di che me contenterò de senta zosso i stanghe, e del di se la faccio salt e se mettita caldo una stanga. E te, belis c'è, al gadicelo ma sì al Pinocchio, cosa che avresti idea de fa? Eniat o reste? No, no, mia, mendo alla me casto e dia come i fattoci braes cec. Pota allora arrange. Pinocchio, fammi al bambo, il gadicio il Fidelì, e con noter che se te se troere con te. Anse conten tu,
io ho usato sentener de us des cec che venies del carè. Pota, ma se meni con voto cosa digherà? La mia fatina, l'ha domandato il Pinocchio che paria ira deceta la tentazione. Ma pensa mia, cosa stelle pocro sias e periote. Pensa piuttosto che vanno i posti in don pederà di artisti dalla mattina alla sera. Pinocchio la mia parlato, ma l'ha tirato il gran sospiro, pomo un note, e in fila dice, sa, fammi toccare il post, poca me, e le con vote. Mi dispiace, ma de post che ne più, la replicallo ma sì. Però se te fa piacere, te per me che schien serpa, e me farò la strada a pe. Ah no, poi, questo il permetterò mai, preferisse piuttosto saltaga in groppa a ude che c'è sni, e la faccia l'atto de saltaga sulla al prima sni della fila. Ma questo il seutar descato e il gadaccio sbiutu talmente forte che il Pinocchio le tre cate intera coi gambe in aria. Come le naturale, il cec montunaccio sura l'oter sul carè, e sciopai fo a grignà toci insema. Ma l'oma sì, la mia grignà. Gendac le in bella maniera de prefa che il bestio i sevi la nu, la faccia parì de basa al su, e invece la piat, contata murca e ga porta via de bot, mesa oreggia. In quel frattempo il Pinocchio, rabius per la brutta figura, con due salta mo più bel del prim, la tornata rampaga addosso a quel poi rasni, ma lui con una potente risata l'ha sbattito un'altra volta e messa alla strada, proprio se in di montù de gera che era lì. Il cec, zo a grignare sganasamo de più, ma l'oma sì, la mia grignata. Anzi, se sentì de che insieme ai be al suo asni, che con due basi piede passiù al gas gagna via quasi tutta che l'altra oreggia. Dopo il dice al beratì, dai, i mia pure rampa su che l'asni che, al ghero una quan gripero il co, ma me io fai passare subet coi basi, e ad est ed re che essere ulta gnaute. I se, col Pinocchio al suo posto, son che la bestiola, son che la povera bestia, o il caret l'ha cominciato finalmente a moes. Mantat che gli asni trotà s'ha sentit, o meglio, o il Pinocchio l'ha sentit, o che parid de sent, e una usina che la disia a Belase, come che se stai bambo, porgio pia te, ranget ades, crapa de len, te de cosa te capiterà. Pinocchio stremit a danzare il ghiaccio per capire che banda la innesta usina, ma la esni su. La noce l'era fosca, gli asni trottava, i ceci dormia pacifica che lo masil cantava. Tutti la notte dormono e io non dormo mai. I vai in auto che è de strada e giù qui torna a sé la solita usina che la gadis. Poi Pinocchio, chiama avanti. Te me fe compassione, ten beamet. Non vedo più. Ten beamet. Che i sceci chi se refuda di studiare, chi gainò dei liberi e i maestri, prima o dopo, i farà una brutta fine. Messo che, a fare da esempio, te dighe de sicuro, al venerà il de che te piangerà a te, come te me te piange adesso. Ma sarà troppo tardi. A ste parole che paria in dello termon o il beratì, che il tremato per la cura salta su del sorni e a gambanda per var da lincera. E figurenza come le restate quando la esche la povera bestia, la locià coi lacrime che ghe culaso proprio come uscetto. Allora la ciamallo ma sì e gli dice, ma ardeva che il poerasen che come il pians, al pians del bue? Ma doi la se pians, al grignerà quando si spusa. Tota mal parla gli vi insegna a a parlare. Me no, l'imparate per soccer perché le stac per 3 anni in compagnia di Cama e strappò al circo. Ma adesso venisse la verdaga all'asen e torna salta su, angare des da spo, sen vöria domani mattina col fresco. Col car la tornata in vias e alla mattina bonura gli esamò alla fiera della geladina, in del paese di Gelatoi, l'era proprio il paese speciale. La Sosec l'era faccia nome des cec, i più ec gli era 14 anni e i più giovani 7 o 8, e tutti gli era allegre e cantà e spaiasà, de fa, salta via gli oregge. Rosade de bere chi despertò, chi che giocava a ciche, chi a figurine, chi a balù,
ghera chi che andà in bicicletta, chi che gira sui giostre, chi che fa apparire de mangiar fök. Ergui se chiama, irgui se curiadre, ergui doteri che sa di ersi se però il negot a doma per fa bordel. Ul si fulà, ul camminà coi mantera e gambe in aria, un'altra alburia come il ca o l'isgnaolà come il gat per far più tanta confusione. Insomma, l'era il diavolo sul della mattina alla sera. Avanti. Grazie. E se un tocci baracù, scribaite, che bella questa parola, che dà proprio l'idea di cose scritte male, non solo nel loro significato, ma proprio anche come grafia, scritte male. E questi non andavano a scuola, quindi ovviamente scrivevano male. Scribaite facce col carbù o col gest piene di error grosso come una K, compagni de casce. Viva il giocato con l'H nel mezzo, a baso la scuola senza, con la Q di quadro, viva la libertà con l'H in mezzo, insomma. O il Pinocchio, o il Fidelì, e io te riscecce del carè, appena riaccia la fera, i se casacci sövet in de baraonda, en poc tep jede en tac töciamis per la pelle. E se, giocando e spaiassando tutto il dì, che sgurati settimane che si agnaiste. Oh, che bel paese, oh, che bella eta, e che diceva al Pinocchio al Fidelì quando l'ambociassero di una giostra. E lui che rispondia, e ves che gherere su, e te che te lieti indai a studiare, e mia più bella di artista tol santo de. Ada che le doma per me se adesso sei secondo te. To belle che dimostra che sono una miss del bu, o no? Te ghere su Fidelì, te sei proprio una miss. A pensare che il maestro ne diceva sempre, la sa sta che il Lasarù del Fidelì che il temena sono di una brutta strada. Poi Martela replica il Fidelì, al so là che il più di mia soffrim, ma a me che succede che perdone un tera. Che brava persona che te sei, perché diceva il Pinocchio, e la basasse con lacrime agli occhi. E se, che è passato, miss, sempre, sempre a dirti. Ascolta, posso chiamarti dopo perché ho la lezione di bergamasco adesso. Ok, Va bene, a dopo, grazie mille. Ciao ciao. Sempre a giocare, sempre a divertirsi, senza mai darne un liber per i scherzi. Ma una mattina brutta, o il Pinocchio, il gaut, una di quelle sorprese che la faccia cambiare ella, tutto in due tracce. Ma di questo me parlerà se avrì la pazienza del inacci Aless. Io non vi chiedo niente, o meglio, se c'è qualcuno che ha proprio qualcosa da chiedermi, ma leggerei anche l'altro capitolo. Poi mi fate le domande di tutti e due, ok? va bene. Quindi andiamo avanti. Capitolo 32. Ol Pinocchio, il dente e il naso. E la sorpresa che il Gaut l'ha segnato una di giornate più brutte di tutta la sua vita. Dopo che la mattina lei, appena dest, l'ha sentito come un spioresem sul co. Al segrata essere in corsa che spiorega la mia pelle del co, ma che la di oregge. Gli ha fregade, gli ha palpade, pota maniera più stesse oregge di prima. E che era crescide di più di una spana. Vere gorderio, no? Che il geppetto gli era facce sue piccinine piccinine. Ecco, adesso era diventate tal lunghe, grosse e peluse che in del toccale che paria de ciapandimà dopo nell'esse del sbianchì. La circata la svelta o spec per più di ardaga, ma la mia trovata. Allora butta de tempo de acqua in duca lì e species. Induine cosa la est. Dove le oregiune le asen chi che fa de curuna sulla crapa. Figurenza, la ergogna, la disperazione o il dispiacere che il porgio qui. Al se mettidre a pianza, a usare e a piccare il con del muro. Poi ma che stai ne donde fa? Con più se maia al pide, con più io regge diventa lustre e grise de peli. La faccia che è il bordelere col so cridà, che la fai des da fuori una marmota che la dormia di baracù le in banda. Sta povera bestiola, tutta stremida, le corrida lì, cosa gli era mai de fa, cosa gli era mai de da poi se. Ma dove me cara marmota al gadic, so malabbe, però senza per caso gola febra, se te sei buona là. La marmota l'ha gatta stato il polso da 3 volte e poi la gadic con due sospiri. Mi dispiace gran tanto, ma gode di che te una gran brutta febra, lei la febra dell'asen. E che malattia saresse la che l'ho mai sentita? Adesso ti spieghi. Da che do 3 ore te farei il grot cambiamento. Te de smettere de su giù e te de entere il nasen.
tal qual come chi porta la verdura che al mercato del macello. Oh, signor, poretta me l'ha usato il buratì, e gherate a tirarsi oregge come un listre pas le via. Caro il mescec, l'endaccia in alla marmota, ormai te per più faga negota. Del resto se sa che quando i ceci banduna la scuola, i le spione olive, i desmentega maestri e infine i genitori, e i pensa doma a dirti prima o dopo, i dentasen. Te digere mia del bune, l'ha rispondito il Pinocchio, te pianzoletto. Ah, sì, poi, ma adesso le inutile disperarsi, le troppo tardi, bisognava pensare prima. Pota, ma la colpa le mie staccia, la mia, le staccia quella del fide lì? E chi saresse? Le mie compagne di scuola, che me lì è subbidiente, lì è bellume andare a scuola a studiare, lì è tornata della pata prima che venisse esposto. Ma lui mi dice, cosa segui per te poi sgobasso il libro quando te puoi dirti tutto il santo dì? E te perché che dacci ascolta lui o cianfe? Poi perché mi sono cattive senza cœur, se che svuta appena il dì di coscienza, avrei mai così abbandonato quella bella fatina che la mia lì insieme ai be. Te pare la mia fatina che la mi ha salvata da quelle volte che adesso è smorta se la mia smielta lì. Ah, ma se il branche che il mariol di Fideli gode di Andreu Ster e la faccia lato de cor per la strada, ma tosto che le riasse la porta, s'è ricordato che era sugli oreggi de Asen. E siccome che l'era in vergogna a far svetti in gir con satin che li stato lì, la casso il coppio che il detila, de che che sdovra per merdito il pa. E se con desta gran breta calcada so fino sul nas, l'endac de fode cap. Poi mette sgrea circa il fide lì, circa de che, circa de là, sui giostre, il tirasegni del castello fantasma, insomma la mai trovata. Allora l'endac a piccare la porta del baracù, dopo sera che li sta de cap. Chi è che pica? L'ha domandato il fide lì de de. So me il Pinocchio. Perfetto. Aspetta che te derbe. Passa un po' di tempo e finalmente seder la porta. Pensé come l'era stato il beratì quando la eschielsò a Miss, al ghera su una trappa e una bretta del cutù precisa della so. Al prim vedela che fino a scappare del grignà e la pensà, e vet che il ha la stessa malattia che Gomè. Però la faccia paride negota e gli ha domandato, allora come stai fide lì? Benone, come un ratin del formai de grana. Ma Elvira, e la mia è una bala? Ma certo che no. Pota ma allora perché che ti oregge in turciale detti in questa potente breta del cutù? Ah, questa me l'ha ordinata il dutur perché mi sei sgiunfato i senucci. Ma te perché che so il corsa che è del pa? Pota me l'ha ordinato il dutur perché ho piccato via il pe? Oh, por Pinocchio, oh, por Fidelì. Dopo queste parole i due amici si erdaci in creta per un po' senza gnabo fa. Alla fine Pinocchio si è orsata diga, ma scusa Fidelì, che mai visto il mal de oregge? Me no, e te? Ma ne ha perso un po'. Pota, ma mette il domande perché de stamattina gorgota di oregge che mi spisiga. Pota, ma se che mi capita stesa urpoca a me? Ah sì? E qua la di do oregge la te dà più in pass. Tu te do e a te? Poca a me? Che ingabbia la stessa malattia. Te Fidelì, me fai vettito oregge. Certo, ma te fan ve prima i to. Se no, no, se, gli andaci naci bel toc senza tiraso i brete. O il Pinocchio però, stöf de sto tira e mola, la proponì. Adesso femi patto de mete, am caira fo chi calandrure che, in de stes momenti. Vabbè, gesto, e allora, du, tri, via. Alla parola tri, i do brete e eulade per aria. A lato chi a es che era capitata tu i due la stessa disgrazia, invece di dire mal, chi bere chi, è attaccata a sganasà. E se fa un segno regge, del con l'otere poso a grignà, e a grignat, de sciopade mal de panza. Ma tutti in dutrac, o il fidelì, le dentati smort. La comensata d'ondade che de là come un cioc, è entrata al busà. Aiuto, aiuto, Pinocchio, me sente mal, gherie più a stampè. Pota magna me sto più su drec coi gambe. A poc
e si è biecato zon terra e corria per la stanza a quaterpè. Lo dico dopo cosa significa creta. Corde che, corde là, senza saindo chindan. Intat, i so bras diventa zanfe, i so mostassi diventa bislong e la sua schiena, e sulla schiena genie sul pe gris, ismagiat de niger. Insomma, c'è poi Ceci era disperato, ma la disperazione è stata tremenda quando si è sentita cres la cua sul dedre. Allora si è mettito dre a piansi a usare, pota ma invece degne che fa la sua solita us, della bocca genia fa di gran vers, precis compagno de che di asen, e che da a bregià senza più di desme. Sempre più forte. In quel momento s'ha sentita piccare la porta. Der Wim forsøvet og bytte så løs, solo ma si del caret. I due ceci si sentì cenega fastude e era stati lì paralizzati per lo stremese. Gnau, gnalote, i gaulla forza, dendader. Ci fermiamo e ditemi che cosa volete sapere. In Creta vuol dire con sospetto, malvolentieri, guardandosi veramente, sospettando l'uno dell'altro. Si dice così, è un modo di dire bergamasco. Anche bregià. Bregià significa piangere, ma rumorosamente, facendo così. Questo è bregià. Calandrone cosa vuol dire, scusi? Calandrune, allora la calandra è un cappello molto grande, è un berretto molto grande, quindi calandrone, calandrune vuol dire due berrette gigantesche. E un'altra cosa, i rosade. Rosade, allora l'abbiamo già visto, Uros del Cec quando erano sul ponte di Ponte San Pietro, vuol dire un mucchio, è una rosada del Cec, è un mucchio di bambini. Grazie. Prego. Qualcun altro? Se no andiamo avanti. Che cos'è? Ugo G. Uno spillo, Ugo G, non ci stava più neanche uno spillo. La gogia è l'ago, il goji è lo spillo. Grazie mille. Prego. Differenza di traduzioni di bergamasco di pelo e pelle. Pelo con la E acuta, pel. Pelle con la E grave, pel. È scritto nello stesso modo, cambia l'accento. Posso andare avanti? Sì, perfetto, andiamo avanti allora. Scusi, l'ultima. Sì. Uspioresem. Uspioresem è un prurito. Vuol dire mi prude. Spioresem è il prurito. Grazie mille. Prego. Capitolo 33. Dopo de es dentato in asen, ol Pinocchio il vendita al circo, dochi che fan parà saltà e balà, ma se fa del mal, ei sei la enta ma un noter padrù che il vel copal per dovrà la sua pelle. Con due potente pesadù, lo masila spalancà fu la porta e gli dice, Braiscec, ivi imparat gran be la lingua di asen, ta che vo conoscit sebe. Ja palpac de che e de là e po. Ciapadan di mai una bruscia de fer, al semeti dre petenai fino a fai dentà beinec e l'öster come se il ges dac löle. Dopo gli ha portato al mercato del bestiame de Capisù per vendere e guadagnare qua palanche. Capisù perché a Capizzone c'è un celebre mercato del bestiame, non è così, Matteo? Troppo giovane da sapere. Ah, peccato. Matteo non conferma, ma vi assicuro che a Capizzone c'è un bel mercato del bestiame. Olfi de lì, l'endacciatinin di mal del derosat, uno di Rosciate, che dirà appena morlasen. E il Pinocchio l'ha comprato il direttur del circo, che il via maestra al fuoco con tutte io tre bestie della compagnia. Certo me di che lo massi del caret l'era proprio il gran canaglia. L'indà in gir per il mont a catasè tutti vagabonci e i lasaruca il troat. Gli ha portato in fiera, e alla sala senza fagna la oragna studià, doma a dirtis e poi, quando gli era denta case,
ja en dia per fiur de bigliei de mela. I sen poc tep l'era dentato si oras. Ma chi poi era lì che eta grama? Appena che il Pinocchio le riati in destalla, al suo padrone gampienì la maiadura de paia, ma lui la spudava fu a lato. O il padrone pienese gla de fe, ma che piasia gna chesto. Ah, te pias mia gna il fe? Da sen fa de me che te la domea des la patina, al gadici in del molaga una sfielada di gambe. Non vedo più. Una sfielada di gambe. E sto poi rasni, se metti a regia. Abbiamo visto prima bregia, che vuol dire piangere rumorosamente, regia invece vuol dire ragliare, esattamente come fanno gli asini. Però il mal. La paia la digeresse mia e il fe me fa il mal de panza. E allora cosa pretenderesse? Ha rispondito il padrone che capia la lingua di Asen. Che mantiene tra capù e solo un'altra sfielada. O il poari, per la pura de Ciapanamò, la fai sito. O il padrone mal garbat, la sera fo la stala e lui le resta lì per lui. Alla fine si era segnato a Mastegampo de fe. La sera foiuc e la trangotit. Che il fe che le mia cattif al bruntulato e de perso cun. Ma saresti stai belumei che fedessi in accia studiare. De che l'ura che sarei salametà, mangiava e salam, oter che fe, pota oter. I se si addormentà. Quando alla mattina se l'è sdato, l'avrei svontera fai colazione col fe. Pota ma che n'era più. L'ha provato una sbucunada de paia e la giusi rincorres che la ghetirade pre mi ha risotto, mi ha il caso sei. Pazienza, pazienza, la dice. Pazienza è una bella ostrega, l'ha usato il padrone. Dunque, padrone, ecco, che anche il momento giusto un tep per sempre. Te gavre niente su de Miami, a di oltre, ne. Tu mi ha comprato perché me cresie sul ciscassella, ne me. Doca de sai, ve commesso tal tendù del Valdicai, che ti insegnerò a saltare attraverso al feu e a barare il valzer e la polca sui gambe del bre. O poi rasni, ubidi, e alla fine, a forza de botte, l'ha imparato be a far salti in banca. Pota mala ciapasse de state de quelle frustade che gli era la schiena tutta raschignada. Guardate che bello questo termine, che vuol proprio dire ferita, come dire, proprio è bello in bergamasco, in italiano forse non c'è, sì, ferita, in qualche modo raspata, ecco, però è bellissimo raschignada. Finalmente, dopo tal Laura, gheriato il de spettacolo. Sotto il cicantù della strada, il padrone era fatto casse di cartel coloracci, coloradella capete, con suo scriccio. Grande spettacolo di gara, per questa sera avranno luogo i soliti salti. I soliti salti ed esercizi sorprendenti, eseguiti da tutti gli artisti e da tutti i cavalli d'ambo i sessi della compagnia. E più sarà presentato per la prima volta il famoso Ciucchino Pinocchio, detto la stella della danza. Il teatro sarà illuminata a giorno. Che la sera lì, parle Megnac, o il teatro, zamò un'ora prima che spettacolo al ghes de comensà, l'era pienente. Gli era più toccare de post, gnan dell'ultima fila, gnan papagal a pis d'or. I primi cultrunsine, po', era tutto il vulligat des cec, chi sta più di pan, deti sto a smica il balance be. A un certo momento, alzata poi il direttur con suoi belgiche niger, i braghe bianche e i stiai de pel, chi che quarciaso fino ai zeneuc. E dopo una gran vierenza, al dis, venerabel public, dame e caler. Adesso questo è il discorso del direttore del circo ed è veramente un discorso spassoso perché dice venerabile pubblico, dame e caler. I caler non sono i cavalieri in bergamasca, sono i bacchi da seta. Quindi è come se lui dicesse venerabile pubblico, dame e bacchi da seta. Me sottoscritto umilmente de passaggio in che la bella metropolitana che de Bergen, voleva dire città, o mi ha più dit fa meno de procream l'unur, di prendermi l'onore, de fa veta balare una sni che fa proprio compassione de tacche bravo e che ga infine al coraggio de esibis al cospet
dell'imperadur della Gran Maestà de tutte i porte. Cos'è la maestà di porte? È il contorno della porta, quindi non è un re questo, la maestà de tutte i porte dell'Europa però. E siccome che all'imperadur al gafaccio veglio il magù, siccome l'ha fatto piangere, me spera che il gabbia le fa compassione caote, con ringraziandoi della sua presenza che. Quindi questo è il discorso del direttore del circo, un discorso assolutamente incomprensibile. A sto discorso piuttosto strabangol, zoto ci aggrignaia sbattimà, però i sbattiti de ma i sen doppiade, che il pariere senta trunà, quando sulla scena saesta comparì la Sni Pinocchio. L'era estisse della festa, al ghiere bel per de bre, le briglie, noi coi figli d'ore, du fiur bianca gli oregge, la crena con la riga del mes, che la che burlaso sul col, spartida in taceri su lì, ligac con mela bindei de sira rossa. I bindei sono i nastri de sira rossa. Una gran fassa attraversa la eta e la cua intresada de naster, zalc e celeste. Arrobalc, con tutti questi colori. O il direttore, quando il pubblico si è quietato tanti, l'endacinace. Pubblic venerabile, starò mia che a cantarsi la verità di Bösie, quindi la verità delle bugie, della gran fadiga che la m'è costata che la bestiola che. O così ciapala, spunciala, smuestala, per istruire la fonta che la pascolà in tutta libertà in mezzo ai montagne della pianura, sotto al sul di temporai, ardegan piacer de quanta selvaggina, cioè che sguardo selvaggio voleva dire, ma de quanta selvaggina che gai fo di öc, tac che per maestra al po, come te ci asen de città, me toccat dovrà de spes o il dialetto della frösta, che alla fi che egli la capestöc. Lui però, alghera la crapa sedura, che o desitis cepa glandu, e il sego troaddete una rodelina, che quando lo faccia eta il tour de Parigi, gli ha riconosciuto che è la rodela dell'amor per il bal, il pallino, voleva dire lui. Allora per questo che, a costo de ciapal, de copal de botte, con tutta la gentilezza del mecur, o li fagan parà a balà e a saltà, come Gabriel il coraggio de constatà. Prima però de ciapà cognat della vostra presenza, voleva dire cognato, e invece ha detto cognato della vostra presenza, e lo invitava a spettacolo matutì de domassera, che in caso di acqua sarà rimandata a domani mattina a Yondes, precise dopo il mesdè. E che il direttore la faccia un'altra rierenza e gli dice alla Sni, forza Pinocchio, paga et a töc quel che te se bude fa, saluta i dame, i ca ler e i scec. O il Pinocchio, obbediente, l'ha piegati gambe de nac fino a toccatera. O il direttore con una frustata gli dice, adesso al passo. E il Pinocchio si mette dritto a camminare. Adesso trota, adesso al galoppo, adesso de corsa. E sto poi Rasni corre in circolo. Mantacca il curia o il direttore la sbarattinario il col de rivoltela. A che il colpo il Pinocchio si è buttato intera come ferita morta. Figurenza il scec, zoa sbattimà, a casa foliers, a usare il nome della Sni che per ringraziare la alza sul co. E la esti in du palchet una bella sciura elegante, con una bella collana d'oro, e taccata alla collana una medaglia, con sul ritratto di Burati. Ma che ritratto lei è il me, che la lei è la me fatina, la pensato del piede contentessa, la provata ciamala, bella fatina, me bella fatina, ma al posto di queste parole della bocca gagni fuori vers de asen, talmente forte che il scec si metti dre sganassato. O il direttore per fare imparare l'educazione dava una sbacchettata sul naso col manec della frusta. Agafacci se mal che il poi Rasni sbassà zolco, l'endacinaccia le caso il nas per sit menuc per far spassare il dolore. Quando la alza sul con un'altra volta, l'ha ardata mon del palchet. Ma la fatina, la ghera più. Al s'è sentita mur. L'attaccata pianse a disperare senza riteni, ma nessuno si rincorsiccia. O il direttore, specialmente, agli dice, dai Pinocchio de sale, adesso paga come te sei bravo de saltare il serci. Lui poi l'ebbe provato 2 o 3 volte, poi ma con gli occhi pieni di lacrime, agli dia negota, e ogni volta riat de naccia al serci, agli passava sotto senza saltare. Alla fine la faccio gran salto,
ma i gambe de dre i era state imbogate in del serge e lui le borlate intera come un saiotto. Quando gli è arrivata le asciugava. Però il Pinocchio, però la sni, e usai cec, che era rincresit a Edel che soppetà, pota, ma perché la sera lei il Pinocchio se più fai bene. Alla mattina dopo il veterinario più bravo de Berghem, che è il galambulatore lede poi fa la farmacia di Serie A, che è il mio veterinario, dopo de Iga faccio una bella visita, Iga dice al direttore, mi dispiace proprio, ma per me che la sni che arresterà sop per tutta la vita. Allora il direttore gli fa il suo piccolo. Piccolo in bergamasco vuol dire garzone, anche se è una parola italiana con una C di meno, però vuol dire garzone. Cos'è che me fa che di nasen so? Arda, porta chi al macel è Endel e compra dur e se mia facci spettà, perché dato che l'era so, al costà quasi ne gota. Più interessato di Otter, gli domanda al piccolo, cos'è che l'asen qui? 20 franchi. Te darò des palanche perché meo cor doma la sopel che la me par bella dura. E le fa de tutto un burro per la banda di Sifoi a Bottanuco, esattamente, c'è la banda degli zufoli dei Sifoi. Ve la si di come stai contento il Pinocchio quando la sai che sarei diventato il tamburo. Comunque datela e mandatela al compradur la pagare la sni e la tirà dre fino a sul cudde seriato che gli ha mettito una preda al col, agli alligati zanfe con una corda bella grossa e poi con due potenti sbutù alla giunfata in dell'acqua del sere. Mio papà suona nel sipo, benissimo. O il pora sni con che il sasche gli era al col, l'endaccia fonta lato e il compradur che tenia di mala corda bella streccia al 60 sulla ria aspetta che il Pinocchio al tiresso il sgarlet. Tirare sgarlet vuol dire fare gli ultimi movimenti che sono i movimenti della morte, sono questi movimenti un po' dei nervi sott'acqua, quindi tirare sgarlet vuol dire morire. Quindi lui aspettava che Pinocchio tirasse sgarlet sott'acqua per più di scarpare via la pelle. Scarpare vuol dire tirare via, strappare. Io farei anche l'altro capitolo, poi mi dite quello che non avete capito. Capitolo 34. O Pinocchio buttato in del sere al murmia, ma il vepiad di pes e il turna ai su giupi de leni, mantacca il nuda, il ve mangiar dell'us. Dopo una bella uretta che la sni l'era sott'acqua, o il compradurla pensa che il fedes morto e gli ha dato strecube il forte alla corda per tirare il po' e comincia ad estecare la pelle. E tira, finalmente la sta a comparire got de fo dell'acqua. Ma l'era mia una sni, l'era induine cosa, il giopi de lei che segna un po' di onde e il buligà come un'anguilla. Al prim vede la stopoeronga in quasi fastode, e tutti stremita al betegà, mandò il laccio fino il mesni, mandò il po'. Ma su me che la sni, l'ha rispondito il Pinocchio con una grignadina. Sì, se su me, ma che non te mi lì il bambo sadene? Ma no, vedi che su me del bu. Ma siete sera tu nasen, come faccio a diventare giupì? Tu mi agirne, perché a me la me gira la svelta. Se ve fa negotta desigami gambe, ve conte rosso per file per sé come l'endaccia. Che l'impiaster del compradur, per la curiosità, degna sai come l'era e come non l'era, desliga, immagino la corda. La corda. E se il Pinocchio si trova libero come un oselì de del mi. Allora l'ha cominciato a cantare su. Caro il mio padrù, me torna Andrea a quando mi sarei burati come so adesso. Me sarei spiasita a essere come tu ci ote. Poi magari mia oia da studiare e se per tenere la mia lunga sono diventato un asen con la cua, io regge lunghe e tutto. Quando i maestri sono stati in che stato lì, i maestri dita al mercato del bestiame. Che vergogna che dire, è una vergogna massa. Tarda in duragla a nessuno. Comunque, mi ha comprato il direttore del circo che mi ha fatto imparare e ha saltato del search. Ma una sera, sul più bel del spettacolo, ho fatto una brutta toma e sono restata sopra. Insomma, toma è la caduta. Naturalmente, chi del circo i m'ha più lì e mi ha invitato un'altra volta al mercato. E si è diventato il mio padrone. Per disgrazia, e te me sei costata anche 20 palanche. Giusto,
Eulier destekam la pelle per far detto il tamburo per la banda di sifoli. Ecco proprio menta. E adesso non dove troviamo i messaggi è un'altra pelle. Ma dove veniamo tace de asini a sto mondo, bastarda che sulla via del sere, quindi dava dell'asino al padrone. E allora la tua storia finisse la che, no, che ne è molto ok. Dopo de incomprato, ubi porta che per destekam la pelle, ma give mi aiuto il coraggio de copam sövet, e mi fis giunfa detin del sere per fam negar. Ma i facci coach senza lo ster, cioè la mia fatina. E chi saresse la sta fatina? La fatina è la mia mamma. E come tutte i bravi mamme, la mamma è abbandonata anche quando l'avrei smeritata. Insomma, la mia fatina, appena che la serie incorsida che si vedrà andare a fonte, la mamma è andata incontro al montù de pes, che credendo che fedesse in asa il mor, gli è attaccata mangiando. Chi mi piavi al top de oregia, chi mi strepa al mus, chi zampe, che ne staci infine a u piccini che a forza de piadine al masgagnar via la cua. A partire in che, giuro che mangerò più ogni una gandaia de carne de pes, e la res mia pensando dei gambocca un asel, trangoto bel bucu de ase. Bravo, però ogni de sai che il pes, dopo di mangiare via la carne dell'ase che la me quarciaso fino al fondo ai te, gli ha provato a sgagnare anche il legno, perché come più di messo fa il suo de legno bel duro. Poi mal mia piasit e io alla volta gli è sgatulacci via senza niente ingrassie. Ecco come le staccia che il trovato giù P invece che un asen peccata la corda. Ma cosa è che mi interessa a me della tua storia? Me lo andrei me solci. Me so che ho spendi 20 palanche e ve le andrei tutte in maniere. Anzi, farò bella tenderò al mercato della legna, che se belli stagionati e tenderei benone per impiare il cammino. Ah, mi sono contentura, dice il Beratì, ma la faccio bel salto e le tornata a metà de tamon dell'acqua. E intacca il nodà Elena al busà. Addio padrù, e se il ha bisogno mo di una pelle per il tamburo, o di un bel toc de legna secca, sere gordi di me, e sono da più alla svelta amo. E noda, o il sere, l'era più il sere, malada, gran, larg e profondo. E lui sempre anodà tra essi canali, e l'adda l'era più ladda, ma loi amò più largo, amò più profondo, fino a che, noda e noda, la tornata trovasse in del lac di sé, più o meno verso Sarnec. Intanto che il Beratì, al ghedà a fa salce piroette come il delfì, la esti messa all'acqua una corna bianca, la corna è la pietra, quindi un isolotto, che la sporsia de fo di onde. E su sta corna che era una cavrina celesta, col pel che ghe sberlusia al sul compagno di che della fatina. La cavrina coi so al paria che la rescia mal, al semea che la ghe dises, perché de prefa me che l'ete sem pericol, ve la sedir che del beratì che da gasba, al paria che il veresta al taga fo de stome. Allora l'andoppià la soccorsa per gli atti e presti sulla corna, e lei rasamò a metà strada quando il mostro, ma proprio il mostro de pes, le saltà fuori dell'acqua con la bocca spalancata, che la paria una caerna e tate file de denciù che avresti di benone mastegà il trenino della alseriana, come se il pedes ubucunsi. E chi era che il mostro lì? Ma se, l'era che il famoso Leus, che masamò illuminato in questa storia, è che il fa stremito i cipes e i pescadur de Tocifium e i lac della Bergamasca. Figural e merde pura però il Pinocchio le sta sulla Ursul. La bellusicà de schial, ma che la boccassa spalancata la gagna incontra più alla svelta di diretto. Cor Pinocchio, la gheusà la cavrina, cor per carità che il mostro oltre branca, le lì per ciapar. E il porgio pisono da, ma quando le staccia du pas della corna, che quasi il gheriaccia, pa una zampina, che la cabra la ghera slongat per getala in fo dell'acqua, con l'us del tirar il fiat, alla trangotit in di bucu, tot in tre, come se il ghes but de bif zo neuf de poia. O il porgio pila ciapasseu una de quelle scrapade che geniti balurdu e se più per il quardura bu. Le randaccia finì de stome del pes. Inture una lugera talmente fosc che sghedia negota de cheli. Tot niger. Lui i se streol come l'era, sera mia se camminà in nach ondre. Al sentir dove di gran bofade de aria colda, che capia miera che banda chi vegnes. Ghe paria de essi stac betà det in del furen della dalmen.
Dopo, Darmi nello stabilimento di Darmine che aveva gli altiforni. Dopo, a forza de dai, a ser incursit, che tutti stoventi sbroiet, al venia po' di pulmù dell'us, che l'era malabè de asma bronchiale, e quando respirava il paria che per sé ude chi broi temporai chi vede la Val di Magna. O il Pinocchio, quando la capì che il stomel del mostro l'era oramai la sopra e su, e che saresto cadde crepabile, la comenzata pianse a casa po' di ers, de sto paio regge. E del piansa al disia. Aiuto, aiuto, por martera me, che sarà di sui che ve che a salvam. Ma chi è che te salve a te? Chi che ha parlato? Me, sono una povera tenca mandata sotto e t'antrega dell'us, e te che pes set? Ah, so mio il pes, mine, so i berati. Ma se te sei mio il pes, cosa fai in de stomac dell'us? Pota so mia che certo per botet, ma adesso in fai che sia al posto. Me rassegnas? E aspetta che l'us me digeresse con te ci so comoci. Oh, ma me o mia es digerì. Potagna me, ma me consule se pensi che, dato che sono una tenca, le mei crepa sotto acqua messa là, che impienida e cucinata in un ristorante taverna. Sapete che la specialità di taverna bergamasca è la tinca ripiena e lei non voleva essere riempita e cucinata. No, no, me ho i miei al sotto acqua, me ho scappato. Scappa se te sei bu, ma lì sei grossi stolös. O perché pensa che le londe più di chilometro lasciando sta la cua. Intacchi la cantascio a sta maniera al Pinocchio che parì dei, lontà di lontà, come un ciaro. Che sberlusia, ma piccini piccini. Cosa sarà mai che gli Milan fon? Al sarà un noter disgraziato compagno de noter che gli spetta da es digerit? Ma no, magari sarà il pes vece bacchec, che sa la strada de rampa de fo, ma che manca il forse le scapà, le proprio andato al, sempre segherie. Metteli in gure. Addio tenca, e chissà se sede ramo. Le mei pensaga mia, addio berati. Siamo arrivati in fondo. Chiedete pure. I prossimi 2 capitoli li facciamo la prossima volta. Scusi, Stravango. Trabango, strano, pazzo. Grazie. Prego. Qualcun altro? Se è tutto chiaro, se è tutto chiaro, io vi chiederei, c'è qualcuno delle persone che non vi faccio, mio papà suona nei sifoni, dice, non mi ricordo, non ho visto il nome, sbambosate e bambocciate. Ecco, Sara Carminati ci dice che suo papà suona nei sifoni di Bottanuco e anni fa anche suo fratello. Allora, io mi sono portata l'elenco delle persone che mi hanno mandato i loro elaborati e adesso ve li dico. Allora, io ho un elaborato di Barbara Pelliccioli, Elmira Kirbashova, Ines Belotti, Sara Carminati, Rossana Tutignano, Tarcisio Jean Mairet, Monica Signori, Alessandro Pelliccioli, Luciano Armati, Lucia Angeretti, Maraglino Antonella, Narciso Foglia, Caglioni Anna, Francesca Brozzoni e Luciano Armati. Ancora. Allora, prego, se voi avete con voi, se qualcuno di voi ha con sé il suo elaborato, potremmo cominciare a sentirli. Cosa dite? Chi ha davanti agli occhi il suo elaborato potrebbe leggerlo? Io ce l'ho. Lei ce l'ha. Antonella. Ora Maraglino ha il suo elaborato e se ha voglia noi l'ascoltiamo volentieri. Se no, se non ci sono altri elaborati, vi faccio leggere un po' di Pinocchio. Vado? Certamente. Buona giornata a tutti. Tire fo che l'occasione che per diga grazie alla signora maestra Giusi e al ducato di Piazza Pontida, che m'ha permettit di imparare a me o il nos parlà, o il bergamasc.
Mesomea desse un po' il Pinocchio della situazione. E lo imparà, ma siccome as fa fatica, fa miei compiti e lesse un po' poco, ma promette che farò meglio. Grazie, grazie Antonella. Perfetto, ecco, deve essere lungo più o meno così. Sono poche righe, ma mi fanno capire che cosa vi è piaciuto e che cosa avete imparato da questi nostri incontri. Mi dice anche Silvia Belotti che ce l'ha, quindi io prego Silvia. Grazie Antonella, va benissimo. Eccomi, il mio parla d'altro. Il tema è il mio papà. Perfetto. Venerés parlar del me pader, Alessandro Belotti, appassionata del dialetto bergamasco, tanto che in gli anni 80-90 l'era fondata una compagnia teatrale in del quartier de San Tomás de Calvi a Bergen e l'era mettiti in scena di belle commedie coi suoi amici. Forse lui del Ducato e l'avrà anche con sì. Lui era sempre vu la passione per il teatro e quella del dialetto. Me adesso sto decato di 30 anni, ma la passione per la messità e per il mio dialetto l'ho mai perdita e mai la perderò. Grazie, perfetto, bellissimo. Grazie. A lei. Posso provarci? Certo, chi sei? Lucia. Benissimo, però c'è anche Alessandro Felice. Lucia, lo stesso. Siamo cavalieri Alessandro, dai. Lucia. Ok. Ho sempre sentito parlare il bergamasco e mi paria di capire quando sentie i lech parlare tra di loro sul senterù. La conferma la troe adesso in del corso che in sedrea fa, magari pura de mia es buona a parlare. Grazie a questo corso mi par de es det e proprio nascida in della messità e della me lingua. La mia è una gorga, ma la me lingua. Perfetto, bellissimo, brava, grazie. Grazie. Grazie a lei. Ci abbiamo Monica Signori, ma adesso Alessandro Pelliccioli. Certo, eccomi. Pronti? Stamattina ho piacere di andare a trovare e salutare il mio amico Fabio. E mi dice che di sta mia tabè, poi è stato sempre in posto del sfortunato. O Fabio è nato con due problemi che sogna come si chiama, ma so anche che è sempre stato bravo scetto. Più bravo di tace oter che magari gioca al balù come un stromber, o fa sbrofa o i canker, o si comporta come il professore, o come il padrone della Maresana, o tira in pe il giovedì, decide della settimana, o conta assieme la bale. Sì, o Fabio, all'essere normale, che è sempre piasiti fomme, sempre. Domande che poi aiuter, grazie di ompele, e ti dirà tuc, pota, o Fabietta le proprie forti, che poi a fare di stuc Fabietto, ma le mie tattetto, da di più di 50 anni che sacramento. Perfetto, bellissimo, abbiamo conosciuto il Fabietto. Monica Signori, via. Via? Ok. Allora, filastrocca però il collega. Chi parla? Un secondo, Monica. Chi sta parlando? No. Monica, avanti. Ok. Allora, filastrocca però il collega. Angelino, te manget mi al pa e te bieto il vi, che te fa de entabre ti compando i borati, come quando i colleghi te fan da al mercato a lui col sul che il brusa, e te geriet neanche inventare una scusa, per scappare e sta de per te incantata de nacio e quader de monè. Angelino, ta set mia tatalpino, te tocca sempre der fo la porta, tutta che la set che gnala te ascolta. E l'andai nace a parlare che la lingua, che ta capesset fone got, e te rie compagno di tontolot. Intac che te pense se le riadas a molura de mangià che la bella fritura. Angelino, rampa fo che te set più noi lì. Noter ante il bei stes, e che manca proprio che non se
che non sies miesse, te core sempre quando Ergül te chiama e te fi fa noter tutte idee una bella grignata. E proprio perché a te sei ubrauschet, ante regala un liber del canalet. Specie minut che le mia finit che sto poema d'esauric. Anga mia tate palanche, quato il cœur che il pöl fa mia come il völ, ma come il pöl. Un'ulte laur ma pensato ci insema di iscrive subet al corso e magari te diventi più bravo di noter bergamasc. Perfetto, bello, bellino, bellino. Qualcun altro che ha sotto mano? Allora, Valerio, cosa mi chiede? Un secondo. Mi chiede se può inviare ancora in questi giorni il mio elaborato. Io avrei concluso per oggi, ma sì, con oggi, però siccome Valeria è generoso e Valeria è generoso, sì. Corto. Grazie mille. Prego. Chi voleva leggere il suo? Posso? Luciano, no. Quale dei due? Perché lei me ne ha inviati due. Sì? Quale dei due? Allora, la continua, la poesia la prossima volta. Va bene. Il racconto. Il racconto, però comunque è molto bellina la natura di una volta, Mi piace molto. La prossima volta. Va bene. Allora, vado. I miei genitori ieni della campagna, per la precisione della Alca Alina. Quando nel dopoguerra ieni a Bergen per lavorare, i era zamodus cec e con loro i parlava sempre in bergamasco. Ma a me, nascito in città, i si sentiano dover di parlarmi in italiano. Alla fine della fiera capisce bene il bergamasco, al parla con fadiga e scriel negota. Non è vero, perché questo è stato scritto bene. Bene, qualcun altro? Posso io? Sara Carminati, pronti? Ciao a tutti, mi chiamo Sara, ho 27 anni e sto a Botanuc. La mia Bergam è meravigliosa, è una città di storia e tradizione, che si mangia proprio bene. A me mi piace casoncelli e la polenta. Io ti ricordi che porto in del cœur, fino a quando sei piccinina, le olde che mi nonico Paul Porcel, per fare i salame e tante altre prelibateste. In quel delè tutta la mia famiglia la si riunia per i tas e alla fine della giornata mangiateci insieme. Mi piace gran tanti bestioli. La mia cagnetta la si chiama Luna, l'era maltese del pel bianco come la nife e tutto risolette. In del tempo libero mi piace tanto ascoltare la musica e vedere serie TV. Sono una psiconcologa in formazione psicoterapeutica e in futuro spero di diventare una brava psiconcologa o lavorare in cure palliative. Vi salute! Bellissimo, bello. Io pensavo che psiconcologa, pensavo che fosse un errore di scrittura e invece no. In realtà sì, esiste. Assolutamente sì, e credo che sia una delle professioni più care, forse anche più difficili, ma anche più care, più meravigliose che si possano fare. È ancora poco diffusa oggi in Italia, però sicuramente molto utile. Sì, direi proprio di sì. Allora, Rossana Putignano che si vergogna, deve, non è che può, deve. Dov'è? Buonasera professoressa. Oh, cara, buonasera. Mi viene da ridere, vabbè. Posso iniziare? Il mio, mio scritto si chiama La Poglia Bagnada. La poglia bagnada è una ceta berechina tutta imbottita di piome. Lei la pensa d'es la più bella di tutte. La sengrazia toch. Mi piacerebbe, sai, se lei ha o se l'è morta. Al se fainaccio il prim pollaster. La poglia bagnada dolce berechina la gadic. Perché te me de fa sede? O il galet al va via e le dis, o faccio il vias, però il per negotto. Che fatica. Siamo arrivati in fondo. Grazie. Allora, la poglia bagnada è un appellativo che si dà alle ragazzine un po' preziose. La poglia bagnada è quella che fa la schizzinosa, no?
Ecco perché il povero Galletto se ne va con la coda fra le gambe dicendo fate il viaggio per niente. È bella la Poglia Bagnata. Brava Rossana, Grazie. brava, Grazie. molto bella. Bene, signori, domani no, la prossima volta, per lunedì prossimo, ci sarà Fabrizio Dettamanti, che è un esperto, veramente un esperto. È un commediografo, è uno scrittore, autore di testi teatrali, ma non solo, autore di libri, giornalista, regista teatrale, insomma, profondo conoscitore del dialetto bergamasco, tanto da essere di solito il presidente di giuria di tutti i concorsi di poesia bergamasca. Quindi abbiamo veramente un esperto. Queste persone che hanno letto stasera, perché mancherebbero, allora, quelle che hanno letto stasera chi sono? Ditemi un po'. Allora, posso avere una penna? Grazie. Allora, Antonella, un secondo che trovo la penna e bravissima, grazie. Allora, Antonella, perfetto. Poi Luciano Armati, poi Monica Signori, Silvia Belotti. Ines Belotti. No, Silvia Belotti. Silvia Belotti, ce l'ho io. Sì. Perché ho messo Ines. Forse era confuso, non lo so. Allora è Silvia Belotti. Sì. Perché Silvia Belotti, perfetto. Poi Alessandro Pelliccioli. Alessandro Pelliccioli, che è qua, sì. Lucia Angeretti. Lucia Angeretti, ce l'ho. Sara Carminati. Sara Carminati, ce li ho. Rossana. Rossana Putignano, Doela. Rossana Putignano, eccola qua. Perfetto. Allora, mi resterebbero, siete tutti, vero? Mi chiedono ancora. Sì. Marisa Cavallari, invii. La prego. Piccolino. Allora, mi restano Barbara Pelliccioli, Elmira Kirbashova, poi Tarcisio, ma credo che l'abbiamo perso per strada, Luciano Armati, Narciso Foglia, Anna Caglioni, Francesca Bruzzoni. Allora, io direi che Manco anche io, professoressa Pasquale Mirabella, non ho mandato ancora niente, mea culpa. Allora, vabbè, quando poi ho il suo, l'aggiungo all'elenco. Io però direi che quelli che ho sentito stasera potrebbero già leggere il loro elaborato la prossima settimana a Fabrizio Dettamanti. Gli altri lo faranno la settimana dopo. Va bene? Ok. ci proviamo. Certo. Ok, va bene. Proviamo. Il mio è corto, quindi faccio la svelta. Tutti, non ce n'è nessuno di molto lungo. Sono tutti corti, mi sa. Siete stati bravi. Io direi che questi signori la prossima settimana, quando avremo letto i 2 ultimi capitoli per cui avremo esaurito il nostro Pinocchio, possono farsi tranquillamente sentire dall'esperto. Qualcun altro invece, vedo inquadrata Anna Maria e mi fa molto piacere vederla, qualcun altro invece può, se ne ha voglia, invece che mandare l'elaborato, perché adesso basta elaborati, questi ultimi 2 che ho detto di sì, poi basta elaborati, qualcun altro invece, dicevo, chi si sente abbastanza sicuro, e Anna Maria lo è sicuramente, potrebbe far sentire, non magari questa settimana, ma la settimana successiva, un pezzettino a sua scelta del nostro Pinocchio. Va benissimo. Volevo mandare un piccolo anch'io, ma meglio così. No, faccio prima a leggere. Benissimo. Se vuoi mandare va bene, però... No, sono già tanti. Io leggo. Perfetto, va bene. Se c'è qualcun altro che ha voglia di leggere e che si sente in condizioni di poter leggere, va benissimo. Però non direi per questa settimana, ma per l'altra ancora, quando ci saranno il Duca e Silverio Signorelli. E leggeranno anche quelli che non hanno letto stasera, la settimana successiva, cioè quella del 4, nella quale ci saluteremo e i nostri incontri termineranno lì. Va bene?
Eh. Ma Intanto, fino a quando? Perché mi mancate già? Karen, anche a me, se penso che i miei lunedì qui al BIM si esauriranno il giorno 4, sono veramente dispiaciuta, ma insomma dai, ci rivedremo, ci risentiremo, faremo un altro corso e dai. È stato molto bello, è Grazie. stato veramente molto bello. Ma grazie a voi, ma guarda, io non ho fatto niente. E la Rossana Putignano dice: ma mi devo preparare? Certo, dovete tutti prepararvi per leggere alla perfezione, ma siete già bravi perché stasera avete veramente letto bene. Chi è che dice? Sara Carminati che dice che vergogna, ma come? Se legge benissimo. Dai, c'è. Va bene, ci vediamo la prossima settimana. Vi aspetto con il primo degli esperti, va bene? Ciao a tutti. Grazie. Tutti più Ciao. Buona settimana. Grazie mille, Grazie. buonanotte. Buonanotte. Grazie a voi. Grazie, grazie, Grazie buonanotte. mille, buonanotte.